Si gioca l'ultima gara del girone di andata del campionato di eccellenza Girone A, con l'Acragas che si appresta a completare il suo percorso fuori casa sul campo del CUS universitario di Palermo contro il del Don Carlo Misilmeri. Una gara che presenta molte insidie e che dovrà essere affrontata con la mentalità giusta ed una grande concentrazione. Per questa sfida saranno assenti il difensore Alfonso Cipolla e l'attaccante Giovanni Biondo, entrambi appiedati dal giudice sportivo. Ma è notizia di queste ultime ore dell'arrivo in biancazzurro del giovane centrocampista Giovanni Giarrusso. Classe 98, proviene dalla San Cataldese, ma per lui si tratta di un ritorno avendo fatto parte della Beretta Cragantina nella stagione 2016-17. Il ragazzo, palermitano di nascita, è a disposizione del tecnico Totovullo e farà parte della rosa che domenica pomeriggio affronterà il Don Carlo Miselmeri. Questa gara è stata affidata a Maxim Frasiniak della sezione di Gallarate. Suoi assistenti saranno Davide Di Dio di Caltanissetta e Francesco Conti di Enna. Allora, mister, una partita difficile questa con il Don Carlo Miselmere, una partita, tra l'altro una squadra formata da giocatori di categoria e molto grindosi. Sì, abbiamo avuto delle informazioni su questa squadra, è una squadra che negli ultimi anni si è sempre comportata molto bene, è una squadra che non ha grandissime velleità, però ha sempre una continuità di rendimento, una squadra che gioca, gli gradisce giocare a calcio, quindi è una squadra sicuramente difficile da incontrare in questo momento particolare, quindi l'ultima partita di campionato per noi dovrebbe essere la chiusura che vogliamo, ma anche loro. E quindi tutta la settimana ci siamo concentrati e abbiamo cercato di analizzare alcune situazioni di gioco loro per vedere come poter fare al meglio la nostra gara. La squadra si è preparata bene, visto che fino a anche stamattina la squadra è nella giusta tensione, nella giusta preparazione, quindi noi ce la mettiamo sempre tutta. L'abbiamo sempre dichiarato e continueremo a farlo, però ci sono sempre anche gli avversari, quindi il rispetto sempre all'avversario va portato, perché sennò perdiamo di vista quelli che possono essere gli obiettivi nostri e degli altri. Quanto può influire l'assenza di Biondo e di Cipolla? Sono due giocatori che hanno sempre giocato, quindi sono giocatori importanti, ma non per questo noi ci dobbiamo fasciare la testa. Ci sono altri ragazzi che giocheranno al posto loro, si metteranno in mostra e sicuramente io credo che possono fare una prestazione importante anche loro, quindi io sono sempre fiducioso per quanto riguarda l'esito dei giocatori che sostituiscono compagni. Tatticamente e tecnicamente che partita ti aspetti? Aspetto una partita tosta, come quella che abbiamo trovato a Palermo, perché per svariati motivi che ci possono essere anche di vicinanza nei confronti della squadra che è prima in classifica, quindi ritengo che questi faranno una partita importante, almeno cercheranno di farla nel rettangolo di gioco, nel rispetto delle regole, mi auguro sempre, e quindi tatticamente non mi aspetto particolarità, loro sono una squadra che gradisce giocare e sono abbastanza manovrieri e quindi anche noi mi auguro che il tempo ci dia una mano anche domani, nel senso che ci sia una buona giornata perché si prevede vento forte e pioggia e quindi da quel punto di vista potrebbero saltare tutti gli schemi e tutte le preparazioni che abbiamo fatto, perciò tutto dipende anche da questo, però noi siamo pronti a tutto. Le vostre vittorie contro Geraci e Dattilo quale messaggio hanno lanciato al campionato? Hanno lanciato un messaggio che il campionato è aperto per tutti e quindi non solo per noi e il Dattilo ma anche per quelle che stanno rincorrendo dietro, non ci dimentichiamo di Canicattì, non ci dimentichiamo di San Cataldese, quindi sono tutte squadre che stanno crescendo e siccome noi abbiamo fatto rallentare la vetta anche loro sono venute avanti, quindi ritengo che ci debba essere il massimo rispetto per le prime 5-6 squadre, perciò dobbiamo stare attenti sia davanti. Samu La Rocca, domani la sfida contro il Don Carlo Misilmeri che hai affrontato lo scorso anno in promozione. Che gara ti aspetti? Che avversario ti aspetti domani? Mi aspetto un avversario tosto, più che altro perché l'anno scorso è stata dura, abbiamo avuto qualche battibecco e sarà una guerra anche per chiudere l'anno in bellezza e stare sempre vicino alla capolista. Come l'avete preparata questa partita? Ma come ogni settimana, ogni partita diciamo che è una guerra, quindi ogni settimana la prepariamo sempre per vincere.
Cosa temi del Misilmeri? Non temo nulla, noi dobbiamo cercare di vincere e basta, quindi diciamo che abbiamo questa mentalità, noi siamo l'Agragas, quindi non possiamo sbagliare nulla. Ultimamente sei stato impiegato in maniera diversa dalle tue caratteristiche, come ti trovi? No, diciamo che mi trovo molto bene perché anche il mister mi dà molta fiducia e di questo ne apprezzo molto, anche i miei compagni mi stanno facendo sentire un elemento importante della squadra e di questo ne sono felice. Infatti il mister lo ringrazio moltissimo per la fiducia che mi sta dando e cerco di ripagarlo nel meglio possibile. Il vostro morale è alle stelle dopo la vittoria contro il Dattilo e prima contro il Geraci, che di fatto ha riaperto il campionato. Sì, noi siamo molto felici moralmente, infatti questo ci può dare anche forza e dobbiamo cercare assolutamente di chiudere quindi quest'anno con l'ultima vittoria e poi pensare a tutte le gare per il ritorno.